Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana D.O.P. Gruppo APOVS. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, sarà dedicata all'agricoltura. Intanto il pensiero, poi sentiremo anche le parole di alcuni protagonisti, va a quelle aziende agricole in Veneto colpite dall'alluvione ovviamente. Qui invece siamo a Paese in provincia di Treviso, in località San Luca, nell'azienda di Antonio Sartor, dove stiamo parlando di futuro, o meglio di un presente diverso, dove le aziende agricole possono anche produrre energia. Allora, buona giornata. Antonio, qui con i figli, Elisa se non sbaglio e Damiano. Ciao Damiano. Allora, intanto è la generazione che poi gestirà magari questo impianto di biogas. Tanti quanti capi bovini ha questa azienda? 800 capi, 850. Ecco, un investimento che parte allora dalle deiezioni delle bovine. Voi prima per trasportare, diciamo, il letame e poi smaltirlo avevate delle spese. In questo caso invece, oltre che risparmiare in questo, poi vendete energia elettrica. Sì, diventa un guadagno perché risparmiamo sul discorso del trasporto e di dover trovare tanti ettari, anche perché abbiamo fatto un impianto di denitrificazione, l'abbattimento dell'azoto. E allora invece prima sul piano di smaltimento mi servivano sui 180 ettari o anche più, adesso me ne bastano molti, ma molti meno. Questo è il futuro per le aziende agricole? Può essere, può essere. Ecco, però vede tra i suoi colleghi anche interesse, c'è chi si informa, c'è chi vorrebbe... Adesso sicuramente tutti gli allevatori, ovviamente quelli di una certa portata, perché gli impianti piccoli fanno fatica a fare un guadagno, perché le spese di miscelazione, di manutenzione del motore ci sono lo stesso. Più grande l'impianto, più si ammortizzano i costi di gestione. Certamente, allora io intanto la ringrazio, tra l'altro anche una banca di credito cooperativo locale le ha conferito un premio per la salvaguardia ambientale, per le energie rinnovabili. Io saluto anche i ragazzi, noi ci fermiamo qui per un servizio di cronache trevigiane. Come detto prima sentiamo un po' l'alluvione, come ha colpito l'agricoltura nostrana e poi andiamo a capire che cos'è un impianto di biogas. È giunto con successo alla terza edizione il premio DOP e la Trevigianità, istituito nel 2008 dal Consorzio di tutela Casatella Trevigiana DOP, insieme al rinomato Premio Radicchio d'Oro, ospitato da 12 anni all'Hotel Fior di Castelfranco Veneto. Ma chi sarà stato premiato quest'anno? Sentiamo che indizi ci dà il presidente del Consorzio, Lorenzo Bruniera. È un uomo che parla il trevigiano, che ci rappresenta, che parla di tradizioni, che parla di cibo, che parla di star bene. Ed è un uomo che esprime stare bene. Ecco che allora il gruppo, il consiglio di amministrazione della Casatella Trevigiana ha posato gli occhi su di lui e ha detto: questo è l'uomo che quest'anno fa per noi. E allora siamo andati a caccia del premiato cercando di riconoscerne i tratti distintivi descritti dal presidente Bruniera e lo abbiamo trovato. Si tratta del professor Ulderico Bernardi, sociologo ma soprattutto profondo conoscitore della cultura, delle comunità e delle numerose tradizioni del Veneto. Viene premiato un carattere che riguarda tutta la nostra marca, quindi in questo senso mi sento ovviamente orgoglioso di rappresentarla. Vuol dire qualche cosa che si impone come simpatia alle persone per i comportamenti collettivi, in sostanza, perché noi abbiamo tanti uomini e donne che hanno sempre fatto onore a questa terra per la loro disponibilità, per la loro capacità di adattarsi alle circostanze diverse. Quindi io penso di poter dedicare tranquillamente questo premio non solo ai miei concittadini, che poi non sono solo quelli di Treviso naturalmente, ma di tutta la Marca, perché Treviso non è una città, è una marca. Un premio questo che nasce in stretta relazione con un prodotto tipico a marchio certificato che caratterizza fortemente le produzioni agroalimentari trevigiane nel mercato nazionale, la Casatella Trevigiana. I prodotti tipici sono una bandiera di identità perché rappresentano il meglio della terra e dell'intelligenza applicata alla terra.
E allora abbiamo cercato chi meglio rappresenta l'intelligenza umana applicata alla terra, il presidente dei produttori di latte del Veneto, Terenzio Borga. La casatella ha storia trevigiana, è casatella trevigiana proprio perché deve essere prodotta solamente in provincia di Treviso, solamente con latte della provincia di Treviso e con foraggi che siano per il 95% della provincia di Treviso. Questo dà l'idea di questo prodotto che viene fuori così candido e bianco. Noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, dell'intuizione di chi ha voluto con forza questa DOP, questa nuova DOP. Continuiamo a lavorare in questo perché sinceramente questo ci dà la possibilità di far vedere la trevigianità nel mondo. Un premio questo che diventa un momento fondamentale nella promozione dei prodotti tipici. Noi l'unica cosa che non sappiamo fare bene è comunicare, fare in modo che i nostri magnifici prodotti siano conosciuti dappertutto e questa è una vetrina molto importante. Ma le curiosità sulla speciale serata non finiscono qui, ci aspetta prossimamente un'intera puntata dedicata ai tanti volti noti che anche quest'anno hanno calcato il palco del premio al radicchio più rinomato in Italia, il premio Radicchio d'Oro. Rientriamo in questo studio ideale, come detto, dedicato al tema dell'agricoltura, l'agricoltura in questo periodo alluvionata, ma anche quell'agricoltura che sta guardando al presente e al futuro con degli impianti di nuova generazione. Abbiamo qui Marco Mazzero di Yes Biogas e il presidente di provincia di Treviso Leonardo Muraro. Allora, intanto spieghiamo che cos'è un impianto a biogas. Un impianto a biogas è un impianto che, utilizzando reflui zootecnici o biomasse dedicate, produce energia elettrica e calore da cedere alla rete. Ecco, una piccola azienda così, anzi di medie dimensioni, 800 bovini non sono pochi, quanta energia si può produrre? Ma qui noi abbiamo realizzato un impianto che produce 330 kWh. Spieghiamo a chi ci segue da casa, vuol dire fare ad esempio energia per quante famiglie? Circa 1000 famiglie. Se facciamo conto che un contatore di una normale famiglia sono 3 kW installati per circa 1000 famiglie. Presidente, immagino che dentro di lei sta annuendo, no? È questa la strada giusta? Trasformare un problema per l'azienda in una opportunità per l'azienda, in quanto questi processi di lavorazione permettono poi di concludere la filiera e con un processo che ne porta a far sì che questo materiale diventi un fertilizzante, per cui un'opportunità per le aziende agricole, nuove tecnologie che vanno incontro anche ad energia rinnovabile, perché qui stiamo parlando di creare energia con sostanze rinnovabili, per cui nel contesto del risparmio di materie prime a livello nazionale. Allora, alluvione, anche la marca trevigiana colpita, il maltempo non dà tregua agli agricoltori, un bilancio? Ma sicuramente è stato un periodo molto difficile, per fortuna qui a Treviso non abbiamo avuto grandi alluvioni, abbiamo mantenuto questa pioggia intensa all'interno degli alvei dei fiumi. Il mondo dell'agricoltura è sempre soggetto a questi rischi, il mio sostegno e soprattutto la mia grande volontà di condividere con queste persone colpite nel Vicentino, nel Padovano, nel Veronese questa tragedia. Il mondo dell'agricoltura ha bisogno di certezze, da parte nostra l'impegno è quello di reperire dei fondi da dare subito, immediatamente a questi allevatori. Pensiamo a 250.000 capi morti per annegati in questo contesto, per cui far ripartire l'economia delle aziende, degli artigiani, ma soprattutto delle aziende agricole che possono continuare a produrre con serenità. Allora, grazie anche a lei Presidente, abbiamo capito che con il biogas invece bisogna dire yes, noi ci fermiamo qui e tra poco ancora da Paese.